Volevo chiedere a Assunta Motta, un po' per riagganciare il discorso, il problema quindi è di un'organizzazione sanitaria non ancora attuata completamente. Che relazione si può dare tra il Servizio Sanitario Nazionale e quello regionale? Beh, in Italia noi abbiamo una struttura sanitaria organizzata su due livelli, il livello regionale e il livello nazionale, in esito ad una legge che appunto aveva stabilito le due competenze. È chiaro che lo Stato definisce la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, facendo sì che i diritti civili e sociali debbano essere garantiti in egual misura su tutto il territorio nazionale. E le regioni invece hanno il compito e la responsabilità di organizzare le prestazioni comprendendo tutti quelli che sono i bisogni, facendo fruttare al meglio i budget che lo Stato mette a disposizione. È chiaro che in queste condizioni la diretta realizzazione della spesa e degli obiettivi del Paese deve essere in sintonia e purtroppo per effetto dei tagli, della politica dei tagli che sono state attuate in questi ultimi almeno 10 anni, non hanno consentito una sintonia, una sinergia per le due, affinché le due strutture fossero compatibili per la realizzazione di quelli che sono i bisogni della popolazione. In Italia abbiamo una situazione in cui la quota di investimento per la sanità pubblica è pari circa all'8,5-9%, quando invece la media europea è il 9-9,5%. Addirittura in Germania siamo all'11% e in Francia all'11,5%. Quindi c'è un divario abbastanza considerevole se si tiene conto di quelli che sono i bisogni della gente. Aggiungo a quanto diceva Renato prima che il problema legato alla mancata assunzione di personale è legato anche al fatto che proprio nella sanità le politiche di selezione del personale effettuate in maniera rigida col blocco dei numeri di ragazzi che possono accedere alle facoltà sanitarie è stato uno degli elementi determinanti per far sì che oggi non abbiamo più sul mercato figure sanitarie da poter assumere, sia per quanto riguarda l'ambito medico che per quanto riguarda l'ambito infermieristico. Quindi bisognerebbe proprio cambiare le modalità di assunzione del personale. Ecco, però appunto si commentava un po' fuori onda che poi puoi anche modificarle, aprirle eccetera, però bisogna vedere se un giovane preparato, capace e tutto vuole accedere o lavorare in un servizio che non lo retribuisce congruamente, che quella è un'altra cosa. Anche questo è vero, tra l'altro siamo oggi in una situazione in cui il contratto collettivo nazionale è scaduto ormai da 2 anni e non c'è la volontà di andare a un rinnovo contrattuale proprio perché le politiche del governo non tengono ancora conto in maniera concreta di quelli che sono i bisogni di questi lavoratori che in realtà stanno mettendo a rischio proprio la propria salute. In questa fase pandemica abbiamo 250 medici che sono deceduti. Cito solo i medici, insomma, quindi è un numero importante. Assolutamente. Dividiamo quindi il territorio, c'è un attimo che è arrivato anche un messaggio che lo leggiamo. Non lamentiamoci della sanità veneta, certo si può fare di più, ma in confronto alle altre regioni siamo in paradiso. Lo sapete chi è l'assistenza domiciliare in Campania? Il parente a spese sue. E purtroppo questo è un dato di fatto, e non parliamo della Calabria che adesso naviga in acque pessime, per cui so che non è attinente alla trasmissione, ma mi piacerebbe conoscere il pensiero del sindacalista su
sullo sciopero del 9 dei dipendenti pubblici, visto che è stato citato a questo punto, se vuoi dire qualcosa, Renato Bressani. Ma io cito il rapporto GIMBE, che è stato anche oggetto, come dire, di discussione proprio in queste settimane, l'ultimo rapporto, e ad esempio con l'ultimo rapporto GIMBE si evidenzia come il definanziamento nel comparto sanitario del pubblico impiego è stato di 37 miliardi negli ultimi 10 anni. Il 50% di questi 37 miliardi è stato il definanziamento del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ecco, credo basta questo per dire... Sì, però chiedo questo, in questo periodo particolare, molto difficile, in cui nel privato casse integrati, gente che perderà il posto di lavoro, negozi che chiudono, partite IVA che chiudono, un disastro, e si profilerà anche peggio con questi provvedimenti. Chiedere allora, che la sanità si possa scorporare, chiedere una equa retribuzione, un rinnovo ci sta, ma che tutto il pubblico impiego, che il posto di lavoro non lo perderà, gli insegnanti che lavoricchiano da casa, perché sappiamo come vanno le cose, facendo anche lezioni private non denunciate e quindi nero, e altri che lavorano non tanto, perché sappiamo quelle situazioni che si stanno verificando, lamentate dall'ANCE, le costruzioni, le pratiche eccetera. Non è equo, perché siamo in un paese dove c'è gente che non riesce ad arrivare a fine mese perché vive nel privato, e io capisco invece la sanità, cioè scorporare il settore sanitario, che voglia chiedere un rinnovo ci può stare, ma che tutto il pubblico impiego che sta lavorando in smart working in gran parte diventa un po' pesantino, diventa difficile anche da accettare per tutti i cittadini. Quando c'è chi chiede ristori ed è escluso dai ristori, insomma, o no? Le faccio un'obiezione e metto dalla parte di chi fa le osservazioni e ci ascolta, in un Veneto di partite IVA. Sì, no, io penso che il pubblico impiego esprima, lo dico molto chiaramente, delle eccellenze di lavoro. Se io intervisto, come dire, le persone e chiedo in quale ufficio del pubblico impiego tu hai trovato una carenza, mediamente, ma nel più del 90% dei casi non me lo sanno dire, mi dicono no, ho trovato un servizio efficiente. Dopodiché, ripeto, come dicevamo all'inizio, il 2020 rappresenta un anno alterato da tutti i punti di vista, ma da questo a dire che siccome allora è alterato non rinnovo i contratti nazionali di lavoro e per anni li tengo, come ha spiegato l'Assunta, per anni li tengo senza contratto, io credo che non faccia parte di una civiltà di un paese. Però farlo il 9 dicembre è come se i lavoratori del privato che non hanno rinnovi da 10 anni, l'azienda è in crisi e il 9 dicembre vanno a chiedere l'aumento di stipendio. Credo che il datore di lavoro li guarda, anzi non hanno anche il coraggio di presentarsi. I metalmeccanici sono in sciopero per il rinnovo del contratto, giusto per essere chiari, cioè quando tu per milioni di persone non rinnovi per anni il contratto, beh, tu ti devi anche aspettare ad un certo momento e gli stai chiedendo, soprattutto in una fase straordinaria, di fare gli straordinari. Pensiamo al comparto sanitario. In questo periodo, infermieri, medici, stiamo chiedendo a loro di sopperire a una mancanza di personale con un lavoro straordinario e con i costi anche di morti, come ci ha spiegato Assunta, e lo sappiamo, di quanti sono deceduti, come dire, nell'esecuzione della propria professione, di pensionati che sono tornati a esercitare la professione e ci hanno lasciato la pelle. Ecco, a tutte queste persone noi stiamo chiedendo questi sacrifici, però non siamo in grado di rinnovargli il contratto nazionale. La trovo una roba che, come dire, che non sta né in cielo né in terra, quindi non me la prendo per rinnovi che c'è lo sciopero, me la prendo con chi è responsabile di rinnovi dei contratti nazionali che non l'hanno fatto e hanno portato a queste conseguenze. La situazione. Una battuta che poi siamo in pubblicità, Assunta Motta, distinzione tra... Sì, aggiungo anche che non ci sono soltanto i dipendenti della sanità che per carità sono stati definiti non a caso degli eroi in modo molto benevolo, ma in questa fase anche gli altri lavoratori pubblici hanno comunque lavorato. Da casa hanno lavorato, hanno pagato tutte le casse integrazioni, hanno pagato tutti gli ammortizzatori sociali, con tutte le difficoltà che ci sono state, perché lavorare da casa con un sistema e con della strumentazione che non è propriamente quella che viene utilizzata in ufficio non è proprio così semplice, tra l'altro con sistemi che funzionano poco e male, quindi anche in orari un po' impropri per poter far fronte a quelle che erano le esigenze del mondo del lavoro. Quindi l'ultimo contratto è stato rinnovato dopo 11 anni.
adesso siamo già in scadenza del nuovo contratto che scadrà anche se verrà rinnovato, quindi c'è una situazione di poca e mala considerazione rispetto comunque ai servizi che vengono erogati, perché i processi si sono tenuti, perché le agenzie fiscali hanno comunque lavorato, perché la merce è stata sdoganata a partire dalle mascherine che sono state consegnate, perché nei posti di lavoro la sicurezza è stata garantita, quindi voglio dire non è soltanto l'ambito sanitario, ma un po' tutto il mondo del lavoro pubblico in questa fase ha bisogno di essere riconsiderato. Sono 3 milioni di lavoratori. Allora, torniamo dopo sulla questione sanità, dopo la pubblicità, e leggiamo anche i vostri messaggi che so che sono arrivati tra poco.